E adesso parliamo di centrali, perché è una questione che sta molto a cuore ai cittadini di Portogruaro e dintorni. Ci è giunta una lettera firmata dalla lista civica Cittadini per Antonio Bertoncello, che è una compagine di governo, regge la giunta del sindaco al suo terzo mandato. I consiglieri firmatari sono Stefano Goi, Laura Terrida, Paolo Bellotto e Massimo Morlino. Come consiglieri della lista civica Cittadini per Antonio Bertoncello, in rappresentanza di essa vorremmo esprimere il nostro disappunto per l'ennesima decisione contraria agli interessi del portogruarese, presa nelle scorse settimane da Regione Veneto e Provincia di Venezia sulle centrali a biomasse. Il definitivo parere favorevole alla costruzione della centrale Sigeco a Lugugnana, che porta al 3 il numero di autorizzazioni per il nostro territorio, con la poco piacevole prospettiva di arrivare a breve a 7, se l'iter degli altri impianti prospettati continuerà di questo passo. Parafrasando un motto che ha portato fortuna a certuni, i quali a parole si ritengono unici depositari del fantomatico e sempre rimandato federalismo, verrebbe voglia di parlare di Venezia ladrona. Sfugge infatti la logica che possa aver guidato questo tipo di scelta, avversata dalla gran parte dei residenti del nostro mandamento, che ben vedono come ad altre aree limitrofe non vengono imposti impianti di questo genere, cosa peraltro assai strana se davvero li si ritiene innocui e necessari per il fabbisogno energetico veneto. A questo proposito ci corre l'obbligo di rilevare il singolare silenzio da parte di alcuni consiglieri comunali della minoranza, i quali non ci risulta abbiano prodotto comunicati critici nei confronti di questa decisione, nonostante il fervore e la determinazione con cui in più occasioni si sono schierati. Vorremmo dire a spada tratta, come facilmente si può rilevare da numerosi articoli di stampa e dai siti internet di informazione locale, anche dalle televisioni, dalla nostra televisione aggiungo io, dalla parte di chi ritiene necessario limitare il fiorire di nuovi impianti nel portogruarese e un ripensamento complessivo della politica energetica della Regione Veneto. Rimaniamo sinceramente confusi e disorientati nel vedere in quale modo si possa essere presenti per sventolare il fiuto e la lungimiranza dell'amministrazione provinciale. Più chiara, anche se incomprensibile, la posizione del consigliere comunale Rodriguez, che si dichiara a favore dell'installazione di queste centrali, una posizione che non tiene conto di un'area già penalizzata come la nostra e che da parte di un rappresentante dei cittadini considera unicamente il punto di vista delle ditte private che di certo hanno interesse a installare tali strutture. A nostro parere una collettività è formata non da politici, non da gruppi di fazione permanentemente schierati in armi o, come piace ripetere a qualcuno, da veneti a casa propria. Alla luce dei fatti forse sarebbe corretto dire veneti ospiti per decisioni altrui a casa propria, bensì da persone non comuni, con comuni bisogni e problemi, le quali hanno una propria vita e una propria dignità, che va difesa e tutelata da chi le rappresenta. Le scelte amministrative, specialmente quelle che comprendono modifiche strutturali del territorio, devono essere necessariamente condivise e avvallate attraverso giusti e corretti confronti e dibattiti. Ancor di più quando queste, come nel caso specifico, vanno a modificare in modo sostanziale il vivere quotidiano, portando maggiori disagi in aggravio a quelli già esistenti. Francamente dubitiamo che il far proliferare in maniera indiscriminata questo genere di centrali risponda da parte di province e della Regione a un reale e limpido interesse per la crescita generale della nostra comunità e per la necessaria diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.